Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi ritorno ancora sull'immagine della Chiesa come madre. A me piace tanto questa immagine della Chiesa come madre, per questo ho voluto ritornare. Perché questa immagine mi sembra che ci dica non solo com'è la Chiesa, ma anche quale volto dovrebbe avere sempre di più la Chiesa, questa nostra Madre Chiesa. Vorrei sottolineare 3 cose, sempre guardando alle nostre mamme, a tutto quello che fanno, che vivono, che soffrono per i propri figli, continuando quello che ho detto mercoledì scorso. E io mi domando, che cosa fa una mamma? Ma prima di tutto insegna a camminare nella vita, insegna a andare bene nella vita, sa come orientare i figli, cerca sempre di indicare la strada giusta nella vita per crescere e diventare adulti. E lo fa con tenerezza, con affetto, con amore, sempre anche quando cerca di raddrizzare il nostro cammino perché andiamo un poco nella vita o prendiamo strade che portano verso un burrone. Una mamma sa che cosa è importante perché un figlio cammini bene nella vita e non l'ha imparato dai libri, l'ha imparato dal proprio cuore. La università delle mamme è il proprio cuore. Lì imparano come portare avanti i figli. E questo è bello. La Chiesa fa la stessa cosa. Orienta la nostra vita, ci dà degli insegnamenti per camminare bene. Pensiamo ai 10 comandamenti. Ci indicano una strada da percorrere, per maturare, per avere dei punti fermi nel nostro modo di comportarci. E sono frutto, ma sentite bene questo, i comandamenti sono frutto della tenerezza, dell'amore stesso di Dio che ce li ha donati. Voi potrete dirmi, ma sono dei comandi, sono un insieme di no. Io vorrei invitarvi a leggerli, forse li avete un po' dimenticati, e poi di pensarli in positivo. Vedrete che riguardano il nostro modo di comportarci verso Dio, verso noi stessi e verso gli altri. Proprio quello che ci insegna una mamma per vivere bene. Ci invitano a non farci idoli materiali che poi ci rendono schiavi, a ricordarci di Dio, ad avere rispetto per i genitori, ad essere onesti, a rispettare l'altro. Provate a vederli così e a considerarli come se fossero le parole, gli insegnamenti che dà la mamma per andare bene nella vita. Una mamma non insegna mai ciò che è male, vuole solo il bene dei figli. E così fa la Chiesa. Vorrei dirvi una seconda cosa. Quando un figlio cresce, diventa adulto, prende la sua strada, si assume le sue responsabilità, cammina con le proprie gambe, fa quello che vuole e a volte capita anche di uscire di strada, capita qualche incidente. La mamma sempre, in ogni situazione, ha la pazienza di continuare a accompagnare i figli. Ciò che la spinge è la forza dell'amore. Una mamma sa seguire con discrezione,
con tenerezza il cammino dei figli e anche quando sbagliano trova sempre il modo per comprendere, per essere vicina, per aiutare. Noi diciamo che una mamma, la mia terra, diciamo una mamma sa dar la cara. Cosa vuol dire quello? Una mamma sa metterci la faccia per i propri figli, cioè è spinta a difenderli sempre. Penso alle mamme che soffrono per i figli in carcere o in situazioni difficili. Non si domandano se siano colpevoli o no, continuano ad amarli e spesso subiscono umiliazioni, ma non hanno paura, non smettono di donarsi. Le mamme sanno metterci la faccia per i figli. La Chiesa è così, è una mamma misericordiosa che capisce, che cerca sempre di aiutare, di incoraggiare anche di fronte ai suoi figli che hanno sbagliato e che sbagliano. Non chiude mai le porte della casa, non giudica, ma offre il perdono di Dio, offre il suo amore che invita a riprendere il cammino anche a quei suoi figli che sono caduti in un baratro profondo. La mamma non ha paura di entrare nella loro notte per dare speranza e la Chiesa non ha paura di entrare nella nostra notte quando siamo nel buio dell'anima, della coscienza, per darci speranza. E la Chiesa è madre e fa così. Un ultimo pensiero. Una mamma sa anche chiedere, bussare ad ogni porta per i propri figli, senza calcolare, lo fa con amore. E penso a come le mamme sanno bussare anche e soprattutto alla porta del cuore di Dio. Le mamme pregano tanto per i propri figli, specialmente per quelli più deboli, per quelli che hanno più bisogno, per quelli che nella vita hanno preso vie pericolose o sbagliate. Poche settimane fa ho celebrato nella chiesa di Sant'Agostino qui a Roma, dove sono conservate le reliquie della madre Santa Monica. Quante preghiere ha elevato a Dio quella Santa Mamma per il figlio e quante lacrime ha versato. Penso a voi, care mamme, quanto pregate per i vostri figli, senza stancarvi. Continuate a pregare e ad affidare i vostri figli a Dio. Lui ha un cuore grande. Bussate alla porta quella, al cuore di Dio, con la preghiera per i figli, e così fa la Chiesa anche. Perché la Chiesa mette nelle mani del Signore con la preghiera tutte le situazioni dei Suoi figli. Confidiamo nella forza della preghiera di Madre Chiesa. Il Signore non rimane insensibile, sa sempre stupirci quando non ce l'aspettiamo. E la Madre Chiesa lo sa. Ecco, questi erano i pensieri che volevo dirvi oggi. Vediamo nella Chiesa una buona mamma che ci indica la strada da percorrere nella vita, che sa essere sempre paziente
misericordiosa, comprensiva e che sa metterci nelle mani di Dio. Grazie.